Va ora in onda dallo studio 1 di Luserna San Giovanni un programma scritto e condotto da Enrico Peiretti con la supervisione tecnica di Giuliano Falco. Casa Peiretti. A tutti buon ascolto e buona visione. Non ci credevo, ho detto è lui o no, tra tanti amici, non ti aspettavo qui, solita sera, la solita tribù, e tu che mi dici? Stai sempre con i tuoi e ti accompagnava un'emozione forte e ti accompagnava ancora la solita canzone. Ma quanto tempo e ancora ti fai sentire dentro, e quanto tempo e ancora rimbalzi tra i miei sensi, e quanto tempo e ancora ti metti proprio al centro, e quanto tempo e ancora mi viene da star male, sento che se te ne vai adesso io potrei morire, che se te ne vai adesso ancora tu l'amore. Tra tanti amici che sono anche i tuoi, guardali bene, non cambieranno mai. Saluti e baci, poi prendi e te ne vai. Sì, forse è meglio, così non mi vedrai piangere, poi ridere, poi prenderti un po' in giro, fingere davanti a tutti d'aver dimenticato, na 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 na. Ma quanto tempo e ancora ti fai sentire dentro, quanto tempo e ancora rimbalzi tra i miei sensi, quanto tempo e ancora ti metti proprio al centro, e quanto tempo ancora, ancora tu l'amore. L'amore. Ma quanto tempo e ancora ti fai sentire dentro, e quanto tempo e ancora rimbalzi tra i miei sensi, e quanto tempo e ancora ti metti sempre al centro, e quanto tempo e ancora, ancora tu l'amore. Na 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 na. Ed uno di quei giorni che ti prende la malinconia, che fino a sera non ti lascia più. La fede è troppo scontata
siamo anche con Dio, non si sa mai. E non c'è niente di più triste in giornate come queste che ricordare la felicità, sapendo già che è inutile ripetere chissà, domani è un altro giorno e si vedrà. È uno di quei giorni in cui rivedo tutta la mia vita, bilancio che non ho quadrato mai. Posso dire ogni cosa che ho fatto a modo mio, ma con che risultati non saprei. E non mi son servite niente esperienze e delusioni, e se ho promesso non lo faccio più. Ho sempre detto in ultimo, ma perso ancora mai. Domani è un altro giorno, si vedrà. E uno di quei giorni che tu non hai conosciuto mai, beato te, sì, beato te. Io di tutta un'esistenza spesa a dare, non ho salvato niente, neanche te. Ma nonostante tutto, io non rinuncio a credere che tu potresti ritornare qui. E come tanto tempo fa, io ripeto e chi lo sa, domani è un altro giorno, si vedrà. Uno di quei giorni in cui rivedo tutta la mia vita, bilancio che non ho quadrato mai. E oggi non importa della stagione morta, per cui rimpianti adesso non ne ho più. E come tanto tempo fa, io ripeto e chi lo sa, domani è un altro giorno, si vedrà. Domani è un altro giorno, si vedrà. Buonasera Valentina, ciao! Ciao a tutti, ciao Enrico. Abbiamo voluto iniziare in Sì. questo modo, con Sì. due canzoni non nate, No. uomo e donna. Domani è un altro giorno, non ti sfugge niente. Vabbè, non Eccoli là. non l'ho capita. Ah, non ti sfugge niente. Che vabbè. domani è un altro giorno. Una frase abbastanza banale, però mi sembra che ci sia un film che ha fatto epoca, no? Con questo domani è un altro giorno e si vedrà. Sì, di Rossella che francamente me ne infischio. Francamente te ne infischi? Oh, ma certo. Buonasera amici a casa, 348 80 40 254 è il numero per i vostri messaggi, e oggi partiamo subito giocando. Sì. Giocando insieme ai nostri amici a casa, ormai il gioco lo conoscete, ma Valentina ci tiene a ricordarvelo, per chi magari si fosse collegato solo adesso, per chi nonostante magari non ci vede da 2 anni. È la prima dice, volta che accende. sta facendo zapping, si è fermato un attimo sul 13, ha detto, oi boh, Eccoli lì, oi chi sono boh, quei due lì? ma che bei fiei, Madonna. oi boh. Quindi adesso giochiamo con voi. Come? Vai Valentina. Allora adesso abbiamo il nostro artista, Iatriarte, che inizierà la caricatura di un personaggio famoso. Se voi pensate di averlo indovinato, mandate un messaggio con il nome dell'artista e il vostro nome al 348 80 40 254. Chi vince? Cosa vince? Chi vince? Cosa vince? Chi vince? Guarda che il nostro Paolo Vediamo. sempre supera. Ah. Wow, la crema corpo alla bava di lumaca Valentina non si mangia. Non si mangia Ma stavolta. le escargot alla Vabbè, parigina sono ma buonissime. poverette, dai, che si mettono vive nell'acqua calda. però sono buone. Comunque, a parte questo, una gran bella crema per voi, dove noi regaliamo, e ci tengo a dirlo perché non è un quiz. Sulla No. fine i personaggi del nostro magico Iatri sono semplici da indovinare. Questa sera lo è altrettanto. Noi tutti i messaggi che arrivano con la risposta esatta li mettiamo dentro la nostra ampolla, l'ampolla magica di Casa Peretti, Certo. e poi
Valentina si mette lì e Provvisto e pesco. e tira su un numero di telefono al quale telefoniamo subito dopo. Ok. Quindi 348 80 40 254, divertitevi, usate anche questo numero per le vostre richieste musicali, i vostri compleanni, onomastici, se volete fare gli auguri a qualcuno o anche se volete insultare qualcuno, lo insultiamo noi per voi. Olè. Sarebbe un'idea però questa, Hai capito? Insultatore personale. Guarda un po' sul 13 che ti dicono tutto ciò che io penso di te. Sarebbe carino? Ma dai, accorciamo la cosa. Vai Paolo e forza gli altri. Ciao Enrico e ciao a tutti gli amici di Casa Peretti, ben ritrovati da me che sono Iatri Francesco Colangelo, in arte Iatri Arte, ritrattista e caricaturista. Andiamo a vedere un'altra caricatura di un personaggio famoso in 2 minuti. A 1 minuto mi interrompo e voi dovete indovinare da casa. Via! Allora, il personaggio che andiamo a caricaturare oggi non è un cantante, ma è un comico. Comico, showman, attore, cabarettista, imitatore, cantautore, musicista, sceneggiatore e regista italiano. Vi posso dire solo un'altra cosina, che ha fatto 5 film ed è nato il 3 giugno 1977 e vi ho detto di tutto di più. Quindi attore, cantante, musicista, Mamma pornatore ho detto? No, non l'ha detto, ma no, Peretti, chi lo sa, chi lo sa, uffa. potrebbe anche farlo. Cosa c'è? No, Adesso ma non è un lavoro come tutti gli altri, Branca, è un esatto lavoro, che- anzi, no, non proprio come tutti gli altri, diciamo. Comunque sia, se avete una benché più minima idea di che personaggio possa essere, 348 80 40 254. Adesso, mia cara Valentina, Sì. una domanda, ma Dimmi. è iniziato questo grande festival della musica a Torino? Sì, è vero. Ma Irama c'è? C'è Irama? Ma può darsi che bazzichi da quelle parti. Fa un giro Può essere. nel pubblico, perché Nel non partecipa, mi non sembra. credo partecipi. Ho visto i nostri Blanco e Mahmood, ho visto tutti gli altri partecipanti, ma lui non l'ho visto. Non c'è. E allora, lo cercheremo. Visto che non c'è, lo mangiamo noi questa Dovunque sera. sarà. Dovunque sarà. Eccolo qua. Irama. Eccolo lì. Per voi. E te credo che non è andato, ma che è stato? Vabbè, non è che quelli che ci sono stati non... Se sarai vento canterai, se sarai acqua brillerai, se sarai ciò che sarò e se sarai tempo ti aspetterò per sempre, se sarai luce scalderai, se sarai luna ti vedrò e se sarai qui non lo saprò, ma se sei tu lo sentirò. Ovunque sarai, ovunque sarò, in ogni gesto io ti cercherò. Se non ci sarai, io lo capirò, e nel silenzio io ti ascolterò. Grande richiesta. Ovunque sarai. Se sarò in terra mi alzerai, se farà freddo brucerai, e lo so che mi puoi sentire. Dove ogni anima ha un colore, ogni lacrima ha il tuo nome. Se tornerai qui, se mai lo sai che io ti aspetterò.
Valentina Branca, guarda, uso l'ultima parola che hai detto, non il canterai, quella prima, vento. Sì. Perché il prossimo brano che andiamo a cantare è proprio il vento protagonista della canzone. Strano? No, vero, perché quel genio di Valerio Negrini, che ha scritto tutte le canzoni più belle dei Pooh, ha creato una canzone dove il vento è protagonista. Ma se ti dico 15 agosto 1969... 1969, mi viene in mente Woodstock. Quindi abbiamo visto che a Torino adesso è iniziato questo grande festival della musica, ma il primo vero festival della canzone, ma soprattutto della pace e della musica rock è proprio a Woodstock. Dal 15 agosto al 18 agosto 32 grandi artisti si sono esibiti sul palco ininterrottamente, hanno portato tantissime ore di musica e c'era un messaggio importante che era la pace. Insomma, già allora, no ragazzi, non è riuscito molto bene. Però, Negrini ha scritto un brano, Io sono il vento e quel giorno ero là. Tu immaginati, il vento sta passando di lì e vedi 500.000 persone, stiamo parlando del 1969, 500.000 persone che per 3 giorni di fila ascoltano musica, cantano e ballano. E Valerio Negrini scrive queste parole, bellissime. Vento e quel giorno ero là, c'ero per caso chissà, 3 giorni e 3 notti d'estate restai, suoni di suono guidai, poi l'ho guardati andare via, addio per sempre a questa gente, addio, li hanno ripresi le città, il grande sogno si è diviso là, splendida, strana, improvvisa marea, 1000 colori, un'idea, gente venuta dal mare, dal nord, io sono il vento e lo so, poi l'ho guardati andare via, addio per sempre a questa gente, addio, li hanno ripresi le città, il grande sogno si è diviso là, l'erba si nutre di quello che ha, presto cresciuta sarà, l'ultima traccia sparisce da sé, il resto lo porto con me, e poi li ho guardati andare via, addio per sempre a questa gente, addio, li hanno ripresi le città, il grande sogno si è diviso là, 1000 le voci nell'aria con me, cantano ancora perché io sono il vento e quel giorno ero là, c'ero per caso chissà, 1000 le voci nell'aria con me, cantano ancora perché io sono il vento e quel giorno ero là, c'ero per caso chissà, io sono il vento e quel giorno ero là, c'ero per caso chissà. Ma guarda che immagini, ma guarda che voglia di musica, che voglia di stare insieme, che voglia di fare l'amore, che voglia di suonare quella chitarra. Ma perché? Ma dove ci siamo persi, amici? Ma dove ci siamo persi? Siamo nel 2020. Ma perché? Ma
Perché? Pubblicità. I maschi, Valentina. E tu, quell'espressione malinconica e quel sorriso in più, cosa mi fai? E stai così vicino, così immobile, parla qualcosa e non ti ascolto mai. I maschi disegnati sul metro confondono le linee di un miro nelle vetrine, dietro ai bistrò. Ogni carezza della notte è quasi amore. I maschi innamorati dentro ai bar ci chiamano dai muri di città, dalle vetrine, dietro al jukebox. Ogni carezza della notte è quasi amore. E tu, sotto la giacca cosa avrai di più? 2 magliette stasera. Quando fa sera e il cuore si scatena, mi va e sulle scale poi te lo darò, quello che sento, e parlami ancora un po'. I maschi innamorati dentro ai bar ci chiamano dai muri di città, dalle vetrine, dietro ai jukebox. Ogni carezza della notte è quasi amore. E diciamo che noi di carezze ne riceviamo tante, eh? Sì, è E vero. loro possono accarezzarci tramite il cellulare, scrivendo un bel messaggio al 348 80 40 254, esattamente come questi che andiamo a leggere in questo proprio esatto momento. Sono le 20:29, quindi Adesso. più diretta di così non si può. Vai Paolo! Ciao, quando potete mi fate ascoltare I Love You Baby di Giovanotti, magari cantata da Valentina. Buona serata a tutti, Fabio da Briccherasio. Ma certo Fabio, la imparerò Ciao quanto Fabio, prima. va bene, dai, arriverà, come dicono i Modà. Casa Peretti è magica, musica sempre più bella, vi vedrò in replica, baci scintillanti, brava Dani, se volete rivedere questa puntata alle 23:30, sempre sul 13, un grande inizio, con un gran duetto, bravi Valentina e Enrico, un abbraccio Alfonsino e Germano, grazie amici! Grazie mille. Buonasera Casa Peiretti, bel duetto per il brano di Antonacci. Grazie chiunque tu sia, firmate i messaggi perché noi poi fondamentalmente siamo curiosi, certo. siamo curiosi. Ciao Casa Peretti, la vostra trasmissione rallegrata e fa star bene, io e la mente con il vostro splendido ritmo musicale, divini, un abbraccio a Lara, guarda, divini, Valentina se ne intende tanto, Sì, sì. proprio Arneis, non Arneis, Prosecchi, dolcetto, cose divini varie. proprio Valentina, lei che inizio da non è vero, poi sembra una ciuccatunga così. Che inizio da brivido, bravissimi come sempre anche De Più, grazie a voi invece, Beppe e Lore, grazie di cuore. Chissà se arrivano anche messaggi per il personaggio misterioso. Bravi ragazzi, ma Valentina vieni più sovente, ci manchi. Piera da Torino, Martina tornerà di nuovo domani. Domani sono di nuovo qui. Domani poi ne parliamo di ciò che succede su questo palco domani, c'è grandissima musica. Ho una lamentela da fare, non mi è arrivata la crema ma solo la lumaca.
Sì, sì. Ciao zia Marta, non è vero, le creme della Unipels arrivano tutte regolarmente una decina di giorni dopo aver indovinato il personaggio. Checco Zalone, il personaggio di stasera, bravissimi, buona musica, lo dice Anna Maria. Checco Zalone, No. hai capito? Ciao Casa Peretti, ciao Enrico, ciao Valentina, grazie a questa bellissima rana, la nostra Vale Rana, per la foto fatta insieme. Un saluto da mamma Rosalba e Maura, un abbraccio di vero cuore a tutti voi, il personaggio nel disegno di Iatri e Checco Zalone. Vi seguo sempre da Davide Barge, siete fantastici, ciao Davide! Ciao. Valentina, ma chi c'è dentro quella rana lì? Chi lo sa. Però t'assomiglia un po', t'assomiglia. Ciao bravissima Vale Enrico, il personaggio è Checco Zalone, lo dice Carla da Luserna. E se lo dice Carla. E se lo dice buonasera per noi Checco Zalone, Silvia e Pio, bravissimi! Grazie Silva e Pio, ciao! Quando non hai accanto chi ami, fosse solo per lavoro o per una sola notte, ti manca il respiro. Stasera voi mi date ossigeno. Tino lavora, io fortuna o voi amici miei. Grazie dei Total Black. Ci vediamo giovedì con i Total Black qui in diretta da Luserna San Giovanni, grazie! Ma se non hai accanto chi ami può mancare, è vero, è manca, verissimo. manca. Secondo me il personaggio è Checco Zalone. Ciao Monica, grazie! Tutti che dicono Checco, ma... Checco Zalone è il personaggio di oggi, bravissima Valentina, ciao da Carla e Bruno! Chi lo sa. Checco, ma lo scopriremo nel terzo tempo e basta aver pazienza. Valentina e Enrico, stavolta vi siete superati. Canzoni interpretate veramente divinamente. Iatri ha fatto una bellissima caricatura per il Giro d'Italia. Il personaggio è Luca Medici, nato Checco Zalone. PS, Irama non partecipa perché non rappresenta nessuna nazione all'Eurovision. Grazie Cristian, io tifo Italia. Ed Emma Muscat di Malta. Ah, Muscat molto è quella che ha fatto il Muscat, Quello del vino, quel sempre vino è lei, Muscat. quello che piace a me, sì, sì. Bene, quindi abbiamo la Lamborghini che ha fatto la macchina, il Muscat. Bellissima voce Anna. Ciao Anna, faccela sentire. Ah no, quella intendeva Le te. nostre, le nostre. La nostra, ok. Valentina, l'hai cantata benissimo la canzone di Rama. Congratulations. Grazie mille, c'è una faccina un po' spaventata. Però. La faccio io quella faccina. Se Paolo viene in onda, la faccio io la faccina dell'urlo. Paolo, dopo lo leggiamo dopo questo. Vai. Un secondo. Devo fare l'urlo. Vieni. Voilà, ok, Che bello. fatta. Volevo fare la Aiuto. gag. Ho fatto la gag. Oh, ma che bello che ho fatto la gag. Andiamo avanti con i messaggi, dai. Mi sembra che era Flavio Ecca là. Ma Quella sì. era Muscat. Visto, sì, Di Malta. vista l'ora, non guasta mai, è un po' di complimenti Valentina, bellissima interpretazione, ovunque sarai la mia preferita del festival, Flavio da Bagnolo. Grazie mille. Siete sempre i migliori. Il comico è Checco Zalone, Angelo. Ah, che sia comico è comico, quindi intende anche il personaggio misterioso di questa sera. Il personaggio misterioso è Checco Zalone. Saluti da Gianfranco di Pinerolo. Ciao Gianfranco, benvenuto. Prima volta che leggo Gianfranco di Pinerolo, mi fa piacere. Ovunque sarai, bravissimi Valentina. Max Vasco, il nostro Max. Grazie Max. Buonasera a tutti. Ciao Enrico, ciao Valentina. Come sempre bravissimi. Un abbraccio da Nando da Piossasco. Attenzione, vedi come balla Nando. Vedi come basta, tutte le volte, poveretto, tutte le volte sta scemata, dai. Buonasera a tutti, è sempre Nando. È sempre da Piossasco, Nando. sì. È perché la regia piace quando metto vai. Bravissima Vale con ovunque sarai, che spettacolo. Un bacio Cinzia. Grazie Cinzia. Ciao ancora anche per te. Cinzietta, merci beaucoup. Per me, il vincitore di Sanremo. Brava Valentina. Ciao da Marisa. Irama. Per lei è il Irama. sì. Quindi il personaggio disegnato da il vincitore di Sanremo. Non c'entra Non niente ho capito il niente. personaggio, è Ciao. che secondo lei Irama doveva essere il vincitore. Torniamo indietro di qualche Esatto. mese. Ognuno i suoi gusti. Sono d'accordo. Ciao Valentina, per favore mi fai sentire qualsiasi canzone dei Pinguini Tattici Nucleari? Certo. Grazie. Ciao Beppe da Pianezza. Certo, e in serbo una sorpresa. Domani sera riusciamo domani a fare il nostro. non riesco Non è forse. ancora pronta. No. È ancora da sfornare, Da diciamo. disgelare perché Esatto. i pinguini. Già, il personaggio lo dice anche. Vabbè, stavo chiacchierando con la branca. Lo dice anche Anna. Va bene, Checco grazie. Zalone. Insomma. Chi lo sa, magari è tutto un altro. Voi pensate che sia Checco Zalone. Ma devo dirti una cosa, Branca. dimmi. Una cosa importante. Hanno detto tutti Checco Zalone. E non fosse Checco Zalone? È per questo che dico, non è detto. È difficile stasera. Abbastanza. Come è difficilissimo il prossimo brano, ma ci tengo a farlo. Ti regalerò una rosa, Simone Cristicchi.
sono nato nel 54, vivo qui da quando ero bambino. Credevo di parlare col demonio, così mi ha chiuso 40 anni dentro un manicomio. Ti scrivo questa lettera perché non so parlare, perdona la calligrafia da prima elementare. E mi stupisco se provo ancora un'emozione, ma la colpa della mano che non smette di tremare. Io sono come un pianoforte con un tasto rotto, l'accordo dissonante di un'orchestra di ubriachi. Di giorno e notte si assomigliano nella poca luce che trafigge i vetri opachi. Me la faccio ancora sotto perché ho paura. Per la società dei sani siamo sempre stati spazzatura. Puzza di pisce, segatura. Questa è malattia mentale, non esiste cura. Ti regalerò una rosa rossa per dipingere ogni cosa. Una rosa per ogni tua lacrima da consolare. Una rosa per poterti amare. Ti regalerò una rosa bianca come fossi la mia sposa. Una rosa bianca che ti serva per dimenticare ogni piccolo dolore. I matti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole. I matti sono gli apostoli di un Dio che non li vuole. Mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo. Ora prendete un misurate le distanze e guardate tra me e voi che è più pericoloso. Dentro i padiglioni ci amavamo di nascosto, ritagliando un angolo che fosse solo il nostro. Ricordo i pochi istanti in cui ci sentivamo vivi, non come le cartelle cliniche stipate negli archivi. Nei miei ricordi sarai l'ultimo a sfumare, eri come un angelo legato ad un termosifone. Nonostante tutto io ti aspetto ancora, e se chiudi gli occhi sento la tua mano che mi sfiora. Ti regalerò una rosa rossa per dipingere ogni cosa. Una rosa per ogni tua lacrima da consolare. E una rosa per poterti amare. Ti regalerò una rosa bianca come fossi la mia sposa. Una rosa bianca che ti serva per dimenticare ogni piccolo dolore. Mi chiamo Antonio, sto sul tetto. Cara Margherita, son 20 anni che ti aspetto. I matti siamo noi quando nessuno ci capisce, quando pure il tuo migliore amico ti tradisce. Ti lascio questa lettera, adesso devo andare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E ti stupisci che io provi ancora un'emozione. Sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare. Perché Antonio sa volare. Credo che questa sia una delle più belle canzoni di Cristicchi, Sì. ma non solo, perché con un'eleganza estrema è andato a parlare di un argomento molto 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 delicato. Quindi io non amo la musica di Simone Cristicchi, ma questa canzone è davvero un capolavoro. Bravo Simone, e pubblicità per voi. Ci sono brani, cara Valentina, che non è facile cantarli, perché come mi hai detto No. tu subito, dopo aver lanciato la pubblicità, No, dicevo che è un brano molto molto impegnativo quello di Cristicchi, e se pensi a che cosa stai dicendo ti emozioni e non riesci più a parlare. se entri nel film della Esatto, canzone, esatto. dimentichi le parole. Anche Ne ho perché- dimenticata solo una, però. Una. Chissà se i Ma nostri anche amici a casa hanno fatto attenzione e detto, non l'ha detta. Regaliamo un'altra No, crema no, se no, indovini- non si può, non si può, ma niente. No, Comunque grazie, È una dimmi. cosa molto molto impegnativa, e quindi complimentoni. Grazie, Ma grazie. vedo che questa sera ti sei messo questa bella giacca rossa, ma poi cos'è questa maglietta? Beh, Proprio questa dove- maglia è un piena di ricordo, scritte. di un viaggio, bellissimo fatto con un mio caro amico in Thailandia. Fammi vedi? indovinare. Questa è esattamente tutta la Thailandia, con tutte noi eravamo a Koh Samui, è un'isola leggermente più al sud, però siamo stati anche 3-4 giorni a Bangkok, quindi Qui, Bangkok. Bangkok. Sei partito da Roma? No, da Milano. Ah, Però va bene lo stesso. pensavo. Roma Bangkok, Valentina Branca. Vestiti in fretta perché ho voglia di far festa. Se non importa il trucco e la bellezza in testa. Abbiamo visto il cielo piangerci addosso, perciò balliamo ora che il sole è nostro. Voglio una musica che mi ricorda l'Africa. All'improvviso tutto il mondo cambia pagina
innamorarsi con la luna nel mare, partire e tornare senza sapere quando, andata senza ritorno, ti seguirei fino in capo al mondo, all'ultimo secondo, volerei da te, da Milano fino ad Hong Kong, passando per Londra, da Roma fino ad Bangkok, cercando te. Eccola! Ma che tra un po' mi si vede, io sono dentro il tuk-tuk! Staccato il tuo lavoro almeno per un po', la vita costa meno, trasferiamoci a Bangkok, dove la metropoli incontra i tropici e tra le luci diventiamo quasi microscopici. Abbassa i finestrini, voglio il vento in faccia, alza il volume della traccia, torneremo a casa solo quando il sole sorge, questa vita ci sconvolge senza sapere quando, andata senza ritorno, ti seguirei fino in capo al mondo, all'ultimo secondo, volerei da te, da Milano fino ad Hong Kong, passando per Londra, da Roma fino a Bangkok, cercando te. Valentina Branca! Roma, Bangkok! Anche i muri di questa città mi parlano di te, le parole restano a metà e più aumenta la distanza tra me e te. Giuro questa volta ti vengo a prendere senza sapere quando. Volerei da te, da Milano fino ad Hong Kong, passando per Londra, da Roma fino a Bangkok, cercando te. Roma, Bangkok. Ma sì, aspetta che ho sbagliato, ho acceso le luci invece di spegnerle. Ho una marea di cose qua da fare, insomma. E che ridi, No, no, poi devo dire che mi diverto anche Esatto, è quello che dico. a creare delle situazioni carine dietro di noi. Adesso sei pronta? Sarà perché? Checco Zalone o non sarà Checco Zalone? Questo è il problema. Andiamo a vedere. 3 giugno 1976. Avete indovinato? E lui è Luca Pasquale Medici, ma tutti lo conosciamo con lo pseudonimo con cui si fa chiamare che è Checco Zalone. I suoi 4 film, ne ha fatti 5, 4 di questi compaiono nella lista dei 10 film con maggiori incassi in Italia. Complessivamente i suoi film hanno incassato 220 milioni di euro. Nato il 3 giugno 1977 a Capurso, provincia di Bari, e pochi sanno che il nostro Checco nazionale è laureato in giurisprudenza e io adoro i suoi film, adoro la sua comicità, bravissimo, e bravi tutti voi che avete indovinato il personaggio. Questa volta non era facile. Ciao a tutti, alla prossima! Valentina, questa sera i messaggi da mettere nell'ampolla sono tanti. Tanti, Tutti che hanno indovinato Checco Zalone, però ne abbiamo ancora qualcuno da andare a leggere. Vai Paolo, dai, eccoli qui. Ciao Enrico, ciao Valentina, siete bravissimi, complimenti. Vorrei che mi cantate la canzone di Tiziano Ferro, Il regalo più grande. Ciao da Giovanni e Maria di Mortara. Ah, che la facciamo domani sera, dai, bello, vorrei farti un regalo, qualcosa di... Mi piace, bellissima richiesta. Grazie a Frog Valentina per averci concesso uno scatto. Baci, abbracci a tutti, Tino e Betta. Cos'è Frog? La rana. Ah, la rana. Eccoli. Eccolo lo scatto. Guarda. Che cari, Tino e Betta. Bellissimi. Grazie. Ciao Enrico, bravissimo come sempre, bellissima Valentina, voce incantevole. Per me il personaggio misterioso è Checco Zalone, ce lo dice Francesco. Grazie Francesco. Sono ancora validi questi messaggi, sono tutti validi, tanto nessuno arriva prima, nessuno arriva secondo, solo la sorte. Ciao Enrico, stasera sono presente. Bravo Max76, buona serata anche a te.
Ciao Casa Peiretti, Enrico e Valentina. Secondo noi è Checco Zalone il personaggio, Silvana e Giacomo. Bravi amici Bravi. di Castagnola Piemonte, Silvana e Giacomo, fedelissimi di Casa Peiretti, che bello. Ciao Enrico, Valentina e zia Marta, siete i miei preferiti. Grazie. Grazie mille. Chissà chi sei. Checco Zalone, Maurizio Villadossola. Punto. Pensa, Maurizio Villadossola da parte di Checco Zalone. Siete oltre che bravi. Scegliete significati con un detto, ma no, amato, Con mi anima. piace, sì. Artista. Un ricordo al mitico Richard Benson che ci ha lasciati. Vai e insegna agli angeli a usare il distorsore e a schivare i polli. Un ricordo, certo. Prossimo brano, Valentina, visto Sì. che abbiamo ancora un po' di tempo, è un brano che è un po' di settimane che ce l'ho in scaletta, però volevo farlo insieme a te. Sì. Perché so che a te piace, è un brano di Gigi D'Alessio, Io vorrei, perché quando una storia è finita c'è sempre qualcuno che ha qualche rimorso, qualche rimpianto e vorrebbe tornare indietro per fare determinate cose. Eccolo qui. La poesia di Gigi D'Alessio. Ho bisogno di dirti che si sta male. È una vita da schifo se non ci sei. E mi trovo col mio disordine del cuore senza te. Scatoloni pieni di ricordi che non vanno via. Ho bisogno di dirti che non è vero. Sono sempre geloso dei fatti tuoi. Sono io che la notte chiamo al tuo telefono, lo sai. Sento solamente la tua voce ma non parlo mai. Io vorrei riprovarci ancora. Io vorrei, ma non so se tu lo vuoi. Quante cose ho bisogno di dirti, salutarti ancora. Io vorrei respirarti ancora. Io vorrei fare tutto questo se lo vuoi. Enrico Peiretti per voi. Connessione, ciao! Ho bisogno di dirti che sto da solo. Non c'è stata nessuna dopo di te. Mentre il vento mi asciuga il viso da una lacrima che c'è. Sto pensando che è lo stesso vento che accarezza te. Io vorrei riprovarci ancora. Io vorrei, ma non so se tu lo vuoi. Se lasciamo parlare ogni tanto il cuore, viene fuori da sola la verità. Non c'è amore senza piccoli dolori che ci cambiano. Ma io vorrei rivederti ancora. Io vorrei accompagnarti ancora. Io vorrei fare tutto questo se lo vuoi. Per oggi voglio chiudere con un altro brano, quindi sfumiamo questo e andiamo a farci un giro un po' nell'aria. Ok? Vamos. Sulle mani a casa tutti, dai! Oh! Aria, nell'aria,
parte un falco da sopra e lui guarda e vede tutto. Una straordinaria Valentina Branca! Ciao, grazie mille. Parliamo invece della puntata di domani. Domani una gran puntata, qui ci sarà la fisarmonica del maestro Enzo Allasino. Solo la fisarmonica, lui no. Vabbè, no, vabbè, nel senso ci sarà che sì, no, anche perché se invito solo la fisarmonica, È un bel lui problema. dove È va? vero, hai Ormai ragione. mercoledì Scusa. se non viene qui poi È è vero. triste. Scusa. Al pianoforte Piero della musica, un grande ritorno qui in casa Peiretti, accompagnati dalla voce di Valentina Branca. Io domani non canto, siete troppo forti voi, io presento, signori, mi metto anche il cravattino, il papillon. Ok. Va bene? Metto il Ok. papillon. No, non c'ho la camicia per mettere il papillon. Ragazzi, vi siete divertiti? Sì? Bene, ditelo in giro cos'è Casa Peiretti. Fateci questo immenso regalo, ok? Perché aiutateci a crescere. Noi ce la mettiamo sempre tutta. Fate anche voi la vostra piccola parte nella quotidianità di una giornata. Mentre fate qualsiasi cosa, state comprando il pane, i grissini dal macellaio, e ditelo: ma senti, ma tu alla sera cosa fai dalle 20 alle 21? Io metto sul 13, canto e mi diverto. Cosa c'è di più bello? Ci vediamo domani, grazie a tutti, ciao. Se volete rivedere questa puntata alle ore 23:30 vi voglio un mondo di bene. Grazie Valentina, Grazie, ciao Enrico. amici, ciao.